l'obiettivo su Under 15 e Under 16 del progetto Energy. Nel volley, ultimo treno per il Concordia. Il rugby portogruaro ipoteca la salvezza in C1. Ritorna il concorso internazionale. In questo numero, prima pagina tutta dedicata alla promozione dei record del Pramaggiore. Rivoluzione in vetta al campionato di promozione, il Treviso adesso spera. In prima categoria la Giulia vola a più 10 e vede il traguardo. In terza categoria mano pesante del giudice sportivo sull'Eraclea. E poi faremo il punto sui campionati di basket. Con Coach Corte abbiamo posto l'obiettivo su Under 15 e Under 16 del progetto Energy. Nel volley, ultimo treno per il Concordia. Il rugby portogruaro ipoteca la salvezza in C1. Ritorna il concorso internazionale di volteggio all'Equipolis Tiziana. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros e produzioni abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros, in via del lavoro, a Fossalta di Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Dall'eccellenza alla terza categoria si attendevano risposte di rilievo. La 26esima giornata non ha mancato di darle, a ricominciare dalla promozione dei record del Pramaggiore. Nel girone O di seconda categoria ai Blaugrana serviva vincere nel derby con l'Aronese per garantirsi la matematica promozione a coronamento di una stagione a dir poco esaltante. Compito rispettato in pieno dalla truppa di Mister Benetti, vincendo per 3-1 sono volati in prima categoria con ben 5 giornate d'anticipo, la prima squadra in assoluto del calcio veneto a festeggiare il tanto ambito traguardo. Finalmente è arrivata, diciamo siamo i primi ad essere promossi nel Veneto, credo che sia un grande risultato, un po' anche per tutto il territorio del Veneto orientale. Beh, allora partiamo dal presupposto che abbiamo vinto una buona partita, un'ottima partita, però il mio riconoscimento va anche al portiere che poverino si è fatto anche male e dispiace per questo. Questa vittoria qua va anche per lui, giustamente. Per quanto riguarda il campionato, ripeto, devo solo e esclusivamente dire grazie alla società che mi ha dato un gruppo di giocatori che hanno lavorato fino adesso, ma continueremo a lavorare fino alla fine, ma con entusiasmo e con voglia, e lo si vede, lo si è visto anche dai risultati. Diciamo un campionato che doveva essere una corsa a tre, poi strada facendo si è rivelato una vostra marcia solitaria. Oddio, noi sapevamo che vincere non è mai facile, né nel prima, né in seconda, né in terza categoria. Ripeto, avevo un gruppo a disposizione, l'ho sfruttato al massimo e lo sfrutterò fino alla fine, però giustamente non è semplice perché abbiamo trovato delle squadre ostiche, abbiamo trovato delle squadre molto importanti, però ripeto, abbiamo vinto meritatamente.
Ecco, adesso si va avanti fino alla fine. Assolutamente sì, non si molla niente. Ecco, adesso. Diciamo obiettivo sicuramente anche il titolo regionale a questo punto. Adesso non si molla assolutamente niente, sicuramente daremo spazio ai ragazzi che si sono allenati sempre e che è anche giusto che giochino anche qualche partita, e giustamente io gli lascerò lo spazio, però devo ringraziarli tutti perché hanno dato il massimo di quello che dovevano dare. Abbiamo cercato di giocare la nostra partita per guadagnarsi quel posto che vorremmo arrivare dentro il playoff. Giocavamo in casa, è logico che contro la prima, con lo score che ha avuto fino adesso, tutto era più difficile. Poi sono complicate anche le situazioni in campo, vedi gli errori un po' dei singoli e abbiamo permesso un po' però sono contento del secondo tempo. Abbiamo fatto un secondo tempo che è anche inferiorità numerica, secondo me con un'espulsione giusta, detta da me, ero lì vicino, però prima di tutto faccio gli auguri ai due ragazzi che sono venuti in ospedale per l'infortunio che hanno avuto lo scontro aereo. Speriamo non sia niente di grave, e dopo faccio i complimenti al Pramaggiore, perché uno score così è difficile ripetersi in tante categorie, e questa è una categoria secondo me difficile. Hanno fatto un ottimo campionato, complimenti a loro e un premio a loro. Ecco, allora voi, per quanto vi riguarda, insomma, cercherete fino all'ultimo di provare a riuscire ad entrare nei playoff, che per una neopromossa è un risultato comunque importantissimo. Ma intanto sono contentissimo dei miei ragazzi, del cammino che hanno svolto fino adesso, hanno fatto un cammino veramente eccezionale, non possiamo rammaricarci di niente. Abbiamo le possibilità di buttarci dentro, dipenderà da noi, dipenderà tanto da noi. E come neopromossa diciamo che siamo stati ripescati in estate, però sono veramente contento e dei ragazzi e anche della società, perché qua da None si lavora bene, è una società viva e soprattutto stiamo facendo bene col sotto giovanile insieme col Pramaggiore, quindi non c'è mai rivalità, anzi bravi loro, e adesso speriamo di buttarci dentro nei playoff. Ce lo siamo meritato, penso, perché la squadra c'era, il mister è un ottimo mister, la società ha messo a disposizione una rosa valida e ampia. Questi ragazzi hanno dato sempre il massimo, sempre allenamento, sempre presenti, tutti, anche chi non giocava, molto, e quindi questo ha fatto la differenza, non solo in campo ma anche durante l'allenamento, tutto l'anno calcistico da agosto fino adesso. Adesso diciamo che l'obiettivo si può spostare sicuramente sulla finale regionale, penso che sia da parte di tutti la volontà, insomma, di arrivare fino in fondo, di vincere anche il titolo regionale. Beh, quello è chiaro, adesso ci godiamo questo momento e da martedì pensiamo a tutto il resto. Con quello di oggi sono 21 e possiamo dire che hai trascinato anche questa squadra a questo importantissimo traguardo. Sì, è la prima volta che faccio così tanti gol e sono davvero emozionato, e poi anche è la prima volta che salgo di categoria, e dunque sono davvero contento per la squadra, e il prossimo anno speriamo di fare altrettanto bene e spero di concludere, di segnare ancora nelle ultime 5 partite che mi restano. Ecco, un rullo compressore siete stati alla fin fine. Sì, fin dal 10 di agosto abbiamo costruito la squadra l'obiettivo era quello di andare su, e alla fine ci abbiamo messo di impegno e tutto, e ci siamo riusciti al meglio, insomma, ecco, con 5 partite di anticipo ci siamo riusciti, insomma. Dovevate vincere, avete vinto, siete i primi nel Veneto a centrare questo obiettivo con 5 giornate d'anticipo, essere promossi in prima categoria, direi che è un gran risultato. È l'epilogo di una stagione all'altezza, una stagione fatta sempre a 1000 all'ora, è una stagione che si è coronata con questa, secondo me, ottima partita. Poi tra l'altro anche in casa dei cugini noi della Nonese, quindi è una festa doppia, e devo solo ringraziare i giocatori, lo staff tecnico, tutta la società che ci è stata vicino. È stata un'annata, secondo me, una cavalcata quasi da record, perché oggi con la Coppa sono 38 partite e 35 vittorie, quindi
come si dice, tanta roba. Senti, ci avevi lasciato nel dubbio 2 settimane fa, adesso cosa ci puoi dire del futuro di questa società? Ma il dubbio è che è una società che vuole fare calcio il prossimo anno in prima categoria con il sottoscritto, con le idee molto chiare per fare un'annata di prima categoria non anonima. Adesso avremo tutto il tempo, dopo aver festeggiato, di mettere le basi per il prossimo anno insieme alla società, insieme allo staff tecnico, insieme ai giocatori, e quindi abbiamo tutto il tempo per programmare un'altra annata che sicuramente non sarà un'annata così, da parte nostra anonima. In eccellenza è ormai vera fuga per il Sandonà, che nel duello a distanza con il Careni Pievigina non ha lasciato scampo al Porto Viro, mentre i trevigiani sono stati fermati sul pari in quel di Bolgoricco. 5 adesso i punti di vantaggio per i sandonatesi, un discreto margine a 5 giornate dalla fine che ipoteca il salto di categoria diretto, sebbene mister Pasa, da allenatore navigato, ancora non si fidi, raccomandandosi ai suoi di continuare a mantenere alta la concentrazione. In zona playoff, in grande ascesa il San Giorgio Sedico, passato sul sempre difficile campo di Vittorio Veneto, mentre continua la crisi dell'ex capolista piovese che vede ormai compromessa anche la coda di fine stagione, alla quale punta in modo concreto Ilia Piave, passato senza problemi sul campo della Cenerentola Cornuda Crocetta. Anche in promozione il 26esimo turno ha scritto una pagina importante di questo campionato, con il Porto Mansuai che stavolta, imponendosi a Caerano, non si è fatto sfuggire l'occasione per completare l'operazione sorpasso in vetta, ristabilendo così gli equilibri attesi alla vigilia del campionato. L'ex capolista Fontanella è stata infatti travolta a domicilio dal Treviso, che vede la vetta adesso a 3 lunghezze. I biancocelesti sono in tal modo rientrati prepotentemente in corsa anche per la vittoria del campionato, pronti a sfruttare ogni minimo passo falso di un Porto Mansuai che gode comunque dei favori del pronostico. Oggi ho visto la squadra giocare finalmente a calcio, ho visto una squadra compatta, ho visto una squadra decisa alla rimonta, sono pienamente soddisfatto dei miei ragazzi. Bisogna tenere quel comportamento e quel carattere che abbiamo avuto nelle ultime 6-7 partite, con la speranza che sopra sbaglino e che noi in qualche maniera raggiungiamo quello che stiamo tutti quanti sperando. Per quanto riguarda le rappresentanti del Veneto orientale, il 90 può mangiarsi le mani per aver gettato al vento con il San Gaetano una grossa occasione per ipotecare sin d'ora la salvezza. 3 punti di vantaggio sui play-out ed un calendario assai complicato rendono il finale di stagione per i neroverdi tutto da vivere. È stato invece un risultato negativo per il Caore La Salute, che ha ceduto sul proprio campo all'Opitergina, frutto di una prestazione incolore, vedendo in tal modo sfumare anche l'ultima occasione per poter in qualche modo rientrare in corsa per i play-off, ragion per cui in casa litoranea si prospetta un finale di campionato piuttosto anonimo, a questo punto da far fruttare in proiezione futura, gettando sin d'ora le basi della prossima stagione. Il Portoguaro invece è tornato con un punto dalla trasferta di Conegliano che in definitiva, avendo ancora ben poco da chiedere a questo torneo, può accontentare un po' tutti in riva all'Emene. Sabato impegno casalingo con il San Gaetano, altra sfida dove le motivazioni di classifica sono tutte di esclusiva competenza degli avversari, ma davanti al proprio pubblico i Granata non hanno alcuna intenzione di deludere, puntando in tal modo all'intera posta in palio, utile per garantirsi i punti mancanti e il raggiungimento della quota salvezza. Giornata fondamentale anche in prima categoria. La sconfitta del Fossalta Piave sul campo del Badoere e la rotonda vittoria della capolista Giulia Sagittaria con lo 0 branco hanno dilatato nuovamente il divario al vertice a 10 lunghezze, con i concordiesi che a questo punto possono dire di aver staccato forse in via definitiva il biglietto per il ritorno dopo qualche anno d'assenza nel campionato di promozione. Sabato per i nerazzurri trasferta a Badoere, dove sarebbe fondamentale uscire con l'intera posta in palio per approssimarsi in tutta tranquillità allo scontro diretto sul campo del Fossalta Piave che, per ironia della sorte, potrebbe regalare loro la promozione con 3 giornate d'anticipo. Sono contentissimo della prestazione dei ragazzi, si sono veramente dimostrati dei giocatori che hanno una pazienza infinita e una voglia infinita di vincere questo campionato. Ci siamo preparati bene questa settimana per affrontare una delle squadre più forti secondo me del girone. Nelle qualità dei singoli le abbiamo visto anche oggi, però noi siamo stati molto più bravi e abbiamo meritato la vittoria, credo. È arrivata la comunicazione della sconfitta del Fossalta di Piave, sicuramente ne siete a conoscenza, e a questo punto è solo gestione per la promozione.
Sì, diciamo che la parola gestione non mi piace, voglio che da domani sera i ragazzi riprendano ad allenarsi come hanno fatto tutti questi mesi, vogliamo vincere questo campionato e non credo, anche se oggi il risultato di Badoere ci favorisce, ma non voglio mollare di una virgola assolutamente finché la matematica non ci dà vincitori. Non do mai niente per scontato, perché nel calcio non do niente per scontato, pertanto da domani sera si martella e si lavora a testa bassa per preparare appunto la partita di sabato a Badoere. Mister Carniato, alla fine un 3-0 che sembra inequivocabile, però i 2 palloni persi nel primo tempo fanno male. Hanno fatto la differenza, diciamo che abbiamo perso un pallone a metà campo e poi l'arbitro sicuramente ha dato un aiuto importante concedendo un rigore che secondo me era proprio di manica larga, però sono stati bravi perché dopo hanno tenuto a palla, ci hanno fatto girare e quindi bravi, bella squadra, lo sapevamo. Purtroppo siamo partiti bene e il portiere subito ha fatto un miracolo, che potevamo andare in vantaggio 1-0 noi. Sicuramente a loro gira meglio rispetto a noi e quindi la differenza sta anche qua. In coda situazione sempre più complicata per il Ponte Crepaldo. La sconfitta casalinga con il Marcon lascia i crepaldini ancorati all'ultimo posto della zona play-out, ormai al limite dei 7 punti, soglia fatidica che significherebbe retrocessione diretta. Con quest'ultima è la 9ª sconfitta casalinga, poco conta se il gol subito è scaturito dal classico episodio sfortunato. Fondamentale adesso vincere a stretto giro per ridare fiducia all'intero ambiente. Sabato arriva il Bibbione, i litoranei sono ormai privi di qualsiasi obiettivo, ma intendono onorare sino in fondo il loro campionato e quindi, come è giusto che sia, non regaleranno niente. Sempre nelle zone calde della classifica, boccata d'ossigeno per il team biancorossi sul campo della Fossaltese, 3 punti che lasciano ad altri la zona play-out, mentre mettono la Cenerentola ad un passo dalla matematica retrocessione. In seconda categoria, già detto di Annonese Pramaggiore, tutta l'attenzione nelle zone alte è rivolta adesso esclusivamente alla lotta per garantirsi la miglior posizione nella griglia del play-off, con il San Stino che sta cercando di assestare l'ultimo colpo al fine di scavare quel solco della terza in classifica che permetterebbe loro di volare subito in finale, saltando i primi 2 turni legati alla classifica del proprio girone. In coda invece situazione oltremodo delicata in casa Taglio Veneto, dove l'ennesima battuta d'arresto, questa volta parzialmente giustificata perché ottenuta comunque lottando con il San Stino, fa adesso vedere ai Granata i fantasmi della retrocessione diretta. A questo punto del torneo i margini di errore sono ridotti a meno di 0, ad incominciare dalla trasferta di sabato sul campo del Gainiga, dove diventa fondamentale muovere la classifica. Anche in terza categoria siamo ormai vicini all'epilogo. Cesalto e Silea non perdono un colpo e continuano la marcia verso la promozione diretta. Sabato la capolista riposa, regalando dunque la possibilità agli avversari di effettuare l'aggancio in vetta. L'ostacolo per il Silea si chiama Casier Dosson. Intanto il finale di stagione porta un altro caso arbitrale all'attenzione delle cronache e chiama in causa l'Eraclea, che ridotto in 8 giocatori per 3 espulsioni legittime sanzionate dal signor Barbato della sezione di Portogruaro, a pochi minuti dal 90° ha lasciato intendere di voler abbandonare il campo in segno di protesta verso l'atteggiamento dell'arbitro, da loro giudicato provocatorio, di fatto provocando la sospensione della partita, salvo poi ritornare sui propri passi dopo il triplice fischio del direttore di gara. Inevitabile la mano pesante del giudice sportivo, che ha sanzionato lo 0-3 a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica dell'Eraclea, oltre ad una raffica di squalifiche. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros, le produzioni e abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros, in via del lavoro, a Fossalta di Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionzi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco.
Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. A 4 giornate dalla fine restano ancora in ballo 2 degli 8 posti che assegnano i play-off in Serie C Gold. Nell'ultima giornata lo Jadra non è riuscito ad avere la meglio nello scontro diretto con Verona e dovrà così attendere ancora qualche giornata prima di poter avere il conforto della matematica. Lo Jesolo, ottavo in classifica, vincendo sul campo della Cenerentola Sport School, ha mantenuto le 4 lunghezze di vantaggio su chi insegue. Risultato peraltro scontato che permette agli jesolani di ipotecare la qualificazione. Davanti Caorle ha steccato sul campo del Bassano, mentre il finale di stagione è sempre più all'insegna del Mestre. I biancorossi, imbattuti nel girone di ritorno, sono passati anche ad Oderzo, avendo ormai nel mirino il terzo posto e proponendosi come la rivale principale della Rucker in chiave promozione. Un anticipo di finale la si avrà già alla penultima giornata della stagione regolare, quando la capolista sarà di scena in terra mestrina. In coda, grande sofferenza per Codroipo, sconfitta ancora a Monfalcone. Tutto regolare nel girone Flebus della Serie D friulana, dove ormai l'interesse per una stagione regolare giunta a 3 giornate dalla fine è dedicato esclusivamente alla lotta per gli ultimi 2 posti utili alla qualificazione ai play-off. Un affare all'ultimo respiro per Valtorre, San Vito e Rorai, che in classifica viaggiano a Paiate. Per la pallacanestro Portogruaro invece non c'è stata storia nell'ultimo turno con Cussignacco. I giovani Granata si sono dovuti inchinare ad un quintetto di alto spessore rispetto a quanto loro sono in grado di esprimere in questo momento. Alla ripresa dopo la sosta pasquale il calendario riserva prima il Fagagna e poi, dopo il turno di riposo, se la vedranno con Azzano. 2 buone occasioni per provare a togliersi qualche ulteriore soddisfazione prima di provare a giocarsi la salvezza ai play-out. In attesa che tutti i campionati giovanili abbiano ad incominciare la seconda fase, è stato comunque un turno sostanzialmente positivo per le squadre del progetto Energy. Nel fine settimana vittorie per l'Under 20 targata Baloncesto, che ha espugnato Cordenons, mentre l'Under 16 ha rotto finalmente il ghiaccio nel girone Gold della seconda fase, imponendosi con Falcon Star per 69-60. Nella Coppa Friuli anche l'Under 15 ha avuto un compito relativamente facile con Lignano, sconfitto domenica per 62-45. E allora con coach Luciano Corte facciamo il punto di queste realtà. Sì, siamo nel girone Gold per quanto riguarda gli Under 16, abbiamo terminato la stagione regolare al secondo posto, tra l'altro vincendo anche con lo Spilimbergo che ha vinto poi il torneo, diciamo la prima fase, mentre con gli Under 15 siamo nel girone Coppa Friuli, dove hanno fatto nella seconda fase già 5 vittorie su 5 partite, molto valide. Gli Under 16 hanno faticato un po' in questa seconda fase, però le partite, abbiamo vinto l'ultima partita contro il Falconstar molto bene, nettamente, nonostante alcune assenze, e le altre partite diciamo che ce le siamo giocate, a parte una, tutte quante fino alla fine. Vediamo che le prime della classe stanno vincendo di 35, 38, 40 punti contro gli avversari. Noi abbiamo perso di 9, di 8, di 12. Speriamo nel girone di ritorno di fare un po' meglio. Ecco, quindi progetto Energy che sta sicuramente dando i suoi frutti. Noi lavoriamo su questi 2 gruppi principalmente, quasi totalmente sui fondamentali individuali dei giocatori. Non facciamo tattiche di squadre, non facciamo schemi, non facciamo niente, però cerchiamo di lavorare su questo. Abbiamo visto che stiamo raccogliendo qualcosa, sì. A livello quindi Under 15 e Under 16 sicuramente ci sono dei giocatori che possono essere futuribili. Sì, anche se oggi è un po' troppo presto classificarli come ruoli, però vediamo che lavorando, soprattutto sui lunghi, noi i lunghi li facciamo giocare da esterni praticamente, tirano, palleggiano, hanno cominciato a vedere un po', a ragionare sul basket come vogliamo noi. Qui abbiamo visto il netto miglioramento rispetto agli altri giocatori.
Da segnalare anche la presenza di un ragazzo di Furin che è in pianta stabile nella rappresentativa regionale. Sì, Furin è già rappresentativo a 2003, ci sono altri ragazzi che meriterebbero anche del 2002, che meriterebbero oggi come oggi di andare rappresentative, come abbiamo visto anche migliorare proprio verticalmente, diciamo, il gioco e i fondamentali. Con Devetac stiamo lavorando su questo già da 2 anni noi sui nostri ragazzi, questo è il 3° anno, è difficile assemblare poi 2 o 3 gruppi, però lavorando in un certo modo vediamo che riusciamo ad ottenere, insomma, dei buoni risultati. Ecco, questa sera si stanno allenando anche alle nostre spalle l'Under 20. Ecco, questo gruppo invece come sta proseguendo? Ecco, l'Under 20 diciamo che è il fiore all'occhiello di questo diciamo, mandamento, perché hanno conquistato la Coppa Primavera l'anno scorso battendo 2 triestine a Monfalcone. Quest'anno siamo arrivati secondi nella prima fase e nella seconda abbiamo già 5 vittorie, tra cui la prestigiosa vittoria dell'altro ieri contro la Zanardo Cordenons, che era imbattuta da 2 anni in casa. Ecco, hanno fatto una grandissima partita. Poi questi ragazzi ovviamente poi andranno a rinforzare le file delle prime squadre. Sì, della prima squadra locale o qualcuno, c'è già qualcuno all'università che studia e troverà spazio in qualche altra squadra, in qualche altro campionato. 3 vittorie di una sola sconfitta è il bilancio della pallavolo del Veneto orientale impegnata nei campionati regionali, che guarda al Concordia in D femminile come all'unica formazione a serio rischio retrocessione. In Serie C femminile, dopo i passaggi a vuoto a cavallo dei mesi di febbraio e marzo che avevano portato il volley San Stilio nuovamente a ridosso della zona play-out, vi è stata un'inversione di tendenza. L'ultima affermazione per 3-1 con il volley Beladelli ha sistemato abbastanza le cose, facendo nuovamente guadagnare un certo vantaggio in classifica alle liventine, che guardano adesso al futuro con una certa fiducia. In G maschile nel girone A è stato tutto facile per il Bibione Mare, passato sul campo dell'Astra Volley, ultima della classe. I sannorantesi, ormai sicuri della seconda posizione, possano prepararsi sin d'ora mentalmente ad affrontare i play-off, sognando di volare nuovamente in una Serie B che gli è appartenuta sino allo scorso anno. Nel girone B continua il testa a testa tra Aduna Volley e Pallavolo Portoguaro, sempre divisi da un solo punto. I biancoverdi di coach Pilot sono andati a vincere per 3-1 con il Dual Volley, un successo in rimonta tutt'altro che semplice e scontato, come testimoniato dai parziali sortiti di 25-20, 23-25, 23-17 e 22-25. Male Concordia in Serie D femminile, sconfitta per 3-0 a domicilio della Godigese. Ancora una volta le biancorosse sono arrivate punto a punto ad un passo dal traguardo in tutti e 3 i set, ma si sono inchinate proprio nel momento cruciale, quando conta la personalità e l'esperienza nell'affrontare un certo tipo di partite. Situazione ormai disperata, la corsa per evitare la retrocessione diretta è tutta sulle bellunesi del Feltre, con le quali lo scontro diretto si disputerà in campo avverso. Prima però c'è da provare a vincere con gli orizzonti, almeno per non arrivare al momento che potrebbe altrimenti essere decisivo con la sorte già segnata. Il rugby portoguaro non ha fallito l'appuntamento più importante dell'anno, mettendo al sicuro, salvo improbabili ribaltoni, una storica permanenza in Serie C1. Sul proprio campo i biancoverdi hanno regolato per 26-12 i Grifoni Oderzo, la diretta concorrente per la salvezza, scavando in tal modo un certo solco in classifica che regala tranquillità in vista di un girone di ritorno che comunque non affronteranno di sicuro a cuor leggero. Finalmente a ranghi completi i portoguaresi di coach Filippo Pedol, ben supportati da un pacchetto di mischie che una volta ancora ha dimostrato di non avere niente da invidiare le prime della classe, hanno avuto la meglio in ogni situazione di gioco, mostrando maggior determinazione e voglia di vincere. Sotto inizialmente per 7-0 per aver subito una meta trasformata dagli Opitergini, hanno poi reagito prontamente accorciando le distanze con un calcio piazzato di Dovana e quindi operando il sorpasso con una meta trasformata di Gnegne. Prima del riposo altri 2 piazzati di Dovana hanno fatto prendere il largo ai biancoverdi, senza storia la seconda frazione, con il Portoguaro ancora a segno grazie alle mete di Tinazzo e Gnegne. Il campionato adesso si ferma nuovamente per la sosta pasquale, si riprenderà l'8 aprile quando il rugby portoguaro ospiterà il rugby Piave. Avete vinto, quindi avete un po' sistemato le cose in classifica, diciamo che il più è fatto ormai per quanto riguarda la salvezza. Oddio, il più è fatto, non dobbiamo perdere la concentrazione, dobbiamo rimanere posizionati
a questo livello di classifica, non dobbiamo sbagliare, l'ideale sarebbe non finire penultimi ma almeno terzultimi per avere la tranquillità. La partita di domenica era importantissima per noi, ci garantiva un passo verso la salvezza, avevamo bisogno della vittoria perché per il morale dei ragazzi in questo periodo abbiamo lavorato tantissimo su dei nuovi schemi di gioco. Abbiamo fatto dei cambiamenti anche a livello formazione, abbiamo recuperato delle persone che per noi erano importanti e questo è stato il valore aggiunto alla squadra. Ecco, diciamo che avete dimostrato sicuramente più voglia di vincere rispetto all'Oderzo. Sì, i ragazzi erano veramente concentrati e avevano la carica giusta, la concentrazione giusta per voler portare a casa la vittoria. Anche a livello di difesa ci sono mossi bene, ci sono stati 2 errori sulle 2 mete che abbiamo preso, però succede in una partita di 80 minuti. Però non hanno mai perso la calma, sono sempre stati focalizzati sul loro obiettivo che era vincere. Non siamo riusciti a fare la quarta meta per la stanchezza, prima giornata calda dopo questa stagione un po' particolare e quindi un po' abbiamo rallentato il gioco. Comunque una salvezza che è alle porte in questa prima stagione di Serie C1, direi insomma che c'è da essere soddisfatti. Sì, c'è da essere soddisfatti anche perché abbiamo molti ragazzi giovani che non hanno mai giocato a rugby, quindi abbiamo dovuto inserirli in un gruppo consolidato dove ci mancavano dei ruoli. Sono stati molto bravi anche ad inserirsi, a capire quello che volevamo da loro e pian piano li stiamo facendo crescere. Pasqua all'insegna dell'equitazione all'Equipolis Tiziana di Vado di Fossalta di Portogruaro. L'arena delle scuderie portoguaresi, come ormai da tradizione, diventa teatro del CBI 2018, il concorso internazionale di volteggio che sino a domenica mette a confronto i volteggiatori di prima fascia di Italia, Austria, Germania, Marocco, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Spagna e Svizzera, tutte nazioni di rilievo nel panorama della spettacolare disciplina. Purtroppo mancheranno alcune rivincite mondiali che avevano infuocato le scorse edizioni, ma l'evento si propone ancora una volta dei numeri importanti, vale a dire 250 partecipanti, 85 cavalli e 57 longè, che lo confermano tra i concorsi internazionali più partecipati a livello europeo. La stella nell'individuale sarà la più volte campionessa mondiale Anna Cavallaro, la volteggiatrice veronese che su Monaco France, longè Nelson Vidoni, punta ancora una volta al gradino più alto del podio. In gara anche altri nomi di rilievo come Giovanni Bertolaso e Francesco Bortoletto, oltre a Lorenzo Lupachini e Silvia Stopazzini nel Pas de Deux. Nutrita anche la partecipazione delle giovani leve a testimonianza del crescente successo della disciplina. Presidente di giuria sarà Gabi Benz.